Luciano Pareschi, titolare del Caribe Bay. Siamo prossimi all'apertura, però anche il Caribe si è trovato di fronte a gestire un problema che forse non si aspettava, quello del reclutamento di personale. Sì, purtroppo stiamo facendo molta fatica a trovare personale. Noi siamo oltre 200 persone che vengono a lavorare tra ristorazione, gli scivoli, un po' tutto il parco, e sinceramente ci mancano ancora 40-50 persone che non riusciamo a trovare, non riusciamo a capire i motivi e non vorrei mai che i ragazzi si lasciassero, si adagiassero un po' sul fatto di queste agevolazioni che vengono da parte anche dello Stato e forse è più conveniente stare a casa che neanche venire a lavorare. Spererei tanto che non fosse una cosa di questo tipo. Quali sono le figure maggiormente richieste che mancano? Ci mancano persone nella ristorazione, ma ci mancano persone un po' in tutto il parco. Le uniche persone che noi riusciamo a avere sono dei ragazzi che vengono da altri paesi, ma perché sono degli artisti. Abbiamo 40-50 artisti che vengono da altri paesi. Per il resto siamo in sofferenza su qualsiasi situazione del parco, dalle biglietterie, ristorazione, scivoli, bagnini, eccetera. Quindi Caribe Bay cerca personale e soprattutto cerca giovani che hanno voglia di investire il loro tempo. Io direi proprio sì, anche perché lavoro in un posto meraviglioso. I ragazzi quando entrano passano il beige, fanno le loro 8 ore e 7 ore a seconda qual'è e comunque se vanno fuori vengono pagati gli straordinari, hanno il loro giorno di riposo come è giusto che sia e quindi poi è un bellissimo lavoro, si lavora nel divertimento, nella magia. Più bello di così, io se avessi 18 anni verrei subito a lavorare qui.